Buonasera e benvenuti all'appuntamento con Focus TG serale. In apertura l'omicidio del titolare di una sala slot di Legnago in provincia di Verona, ucciso nella notte da un bandito che puntava nell'incasso del locale. Vediamo. Una rapina finita nel sangue, il titolare di una sala giochi ucciso a bastonate o forse a sprangate da un bandito a volto coperto. Un omicidio brutale, deliberato, che ha per vittima un esercente, un sessantenne originario della provincia di Brescia, residente da tempo nella bassa veronese, il titolare del locale Qui Gioco di via dei Caduti, che qui vediamo nel video tratto dal sito del quotidiano L'Arena di Verona. Il bandito a volto coperto ha fatto irruzione in serata nella sala slot, si è fatto aprire la porta sul retro e in quello ha aggredito il sessantenne colpendolo alla testa con un bastone, forse una spranga, un colpo violento che ha causato all'uomo un gravissimo trauma cranico. Il malvivente si è quindi impossessato dell'incasso di 3.000 euro e infine è scappato. È stata l'altra titolare della sala slot a trovare il socio esanime a terra in una pozza di sangue e a chiamare i soccorsi, ma il sessantenne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sono ora i carabinieri del nucleo investigativo di Verona e i colleghi della compagnia di Legnago a indagare sul tragico episodio che ripropone in tutta la sua drammaticità il tema del pericolo corso da esercenti e commercianti di fronte a una criminalità disposta a tutto, anche a uccidere per poche migliaia, a volte poche centinaia di euro. E furti nella Marca. Di fronte a un fenomeno che non conosce crisi, arriva il vademecum dei carabinieri per un Natale sicuro. Dicono: non postate le vostre vacanze sui social, e questo l'appello ai nostri microfoni. L'Arma presidierà comunque tutto il territorio del Veneto durante le festività. Il consiglio che ci sentiamo di dare alle nostre comunità è di non pubblicizzare assolutamente ed in tempo reale le proprie abitudini di vita, perché sono facilmente carpibili da parte di malintenzionati. Condividere in tempo reale la vacanza ai tropici, ma anche la scampagnata fuori porta, può avere delle controindicazioni, soprattutto in un periodo come quello natalizio, quando i topi di appartamento si alternano ai vari Babbi Natale e il fenomeno dei furti tocca il record annuale. La verità è che anche i ladri ormai sono social e studiano le loro prede attraverso le più note piattaforme, Facebook e Instagram innanzitutto. E se proprio non si vuole rinunciare a condividere le proprie trasferte natalizie, il consiglio dell'Arma è votato al buonsenso. Se possibile condividelo a posteriori, quando le vacanze sono terminate. Per il resto valgono i consigli di sempre: segnalare movimenti sospetti e chiudere sempre la porta prima di uscire anche per trasferte brevi, e buttare un occhio anche a quella del proprio vicino. La sicurezza partecipata consiste anche nell'aiutare le forze dell'ordine, anche segnalando tempestivamente delle presenze sospette, e soprattutto se il vicino di casa inavvertitamente ha lasciato l'uscio aperto, la porta aperta, magari segnalarlo immediatamente anche a loro stessi, per non favorire, diciamo, l'ingresso di malintenzionati. E per i carabinieri di Marca sarà un Natale di lavoro sul territorio come per tutte le forze dell'ordine, dal contrasto ai crimini contro la proprietà ai dispositivi sulle strade. La sicurezza sarà sempre garantita. Ininterrottamente saremo sempre sul territorio. Mi sento anche di tranquillizzare i concittadini, le nostre comunità, perché affinché trascorrano delle feste serene, nella consapevolezza che le forze dell'ordine, i carabinieri e le altre forze di polizia saranno sempre presenti sul territorio. E una donna di 84 anni, una turista della provincia di Venezia, è morta in seguito a un incidente stradale che si è verificato sulla statale 51 tra Carbonin e Passo Cime Banche, nel Bellunese, sul confine fra Alto Adige e Veneto. 3 le auto coinvolte nel sinistro. Secondo le prime informazioni, l'auto con a bordo la donna, che non era la guida ma passeggera del mezzo, avrebbe invaso la corsia opposta. Altre 2 persone sono rimaste ferite, sembrerebbero in modo non grave, e sono state trasportate in ospedale. La statale comunque è rimasta chiusa per i rilievi di legge per circa 2 ore ed è stata riaperta soltanto verso le 17. Ora una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente in studio. Un episodio stamattina che sembrava fino a qualche ora fa andato bene. La notizia invece di poco fa che la protagonista della storia non ce l'ha fatta. Vediamo.
È stato un attimo, un'ottantenne che aveva appena acquistato del pane, una volta uscita dal panificio di Fonte si è accasciata a terra per malore. I passanti non hanno perso tempo, hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco, chiamando prontamente il 118 di Crespano. I sanitari hanno provveduto a istruire telefonicamente chi ha soccorso la donna, che grazie proprio a quell'intervento pareva tornata in sé. I medici di Crespano giunti sul posto hanno provveduto ad intubarla, a trasportarla all'ospedale di Castelfranco Veneto. Pareva tutto bene e invece la notizia di poco fa che la donna non ce l'ha fatta. E l'emergenza acqua alta senza fine. Pare a Venezia anche oggi più di metà della città è stata allagata. Le previsioni non sono per nulla buone, nemmeno per la giornata di domani. Il picco è stato di 144 cm d'altezza sul medio mare alle 9:40 e ha allagato circa il 64% di Venezia. Nemmeno all'antivigilia di Natale l'acqua alta ha concesso tregua ad una città che mai come quest'anno ha visto la marea salire così tanto e così tante volte. Dopo l'incubo acqua alta di novembre, in molti a Venezia avevano pensato che di questo fenomeno in città non si sarebbe più parlato per un bel po'. Invece anche questa mattina Venezia si è svegliata sott'acqua. Secondo il centro maree del comune, a memoria d'archivio non si era mai vista una cosa del genere. Dal 1872 ad oggi solo una volta c'erano state 2 acque alte superiori ai 140 cm in un anno. Tra novembre e dicembre 2019 invece ce ne sono già state 6 e la 7ª sarebbe pronta ad arrivare tra poche ore. Stamattina il negozio entra a 1,34, quindi il livello più o meno dove vediamo qui sotto 10 cm 15. Però fortunatamente non è salita così tanto da andare tanta cosa sotto, ecco, abbiamo salvato tutto quello che c'era da salvare. La Protezione Civile ha messo sul campo decine di volontari che hanno agito in sinergia con il centro operativo comunale della polizia locale. I veneziani comunque non si scompongono troppo. Oramai ci ha fatto l'abitudine al fatto che ce l'ha qua. L'acqua alta sì, così alta è molto alta, è molto frequente, quindi... E di Venezia? Sì. E così tanti giorni di acqua alta ne aveva mai visti? Tutti di fila così alta no. Il fatto che cresca e cali così rapidamente, cosa significa secondo lei? Secondo me è dovuto alla restrizione che ha subito, conoscendo un po' la laguna, la restrizione che hanno subito le bocche di porto, con la creazione di isole artificiali in Mezzaria, sul Mose, in San Nicolò del Lido. Siamo usciti proprio con l'acqua fino qua. Ah, addirittura? Sì, perché vicino, dov'è Isaac, vicino a Rialto, era proprio... Santa Ponale è più bassa la riva. E quindi vi è entrata l'acqua negli stivali? È entrata l'acqua negli stivali. La sensazione? Vabbè, appena poi trovi un posto un po' più alto, li svuoti e basta, vai avanti. A non andare avanti invece sono i turisti. Secondo gli albergatori, dopo l'allarme di novembre, le disdette hanno toccato il 45%. We were woken up this morning when we heard the alarm. La prende invece con filosofia questa coppia di belgi, stupiti della rapidità del fenomeno, certo, ma in fondo, dice lei, è bastato mettersi gli stivali. C'è il sole e Venezia è bella lo stesso. Il presidio sindacale per la pagina appunto sindacale unitario dei lavoratori Conad Auchan questa mattina davanti al centro commerciale Porte di Mestre a Zelarino. I dipendenti chiedono risposte chiare. In Veneto abbiamo 1500 persone oggi occupate in questa grande vertenza, forse la garanzia sarà per 600 persone, siamo seriamente preoccupati perché dentro c'è anche, non solo ci sono i lavoratori di SMA e Auchan, ma ci sono anche i lavoratori che sono già passati nel gruppo Conad che sono a rischio, quindi siamo seriamente preoccupati che questa grande Margherita Distribuzione, che di fatto è una scatola vuota, alla fine non darà nessuna garanzia per chi resterà tra virgolette tra questi numeri. Alla fine ci stiamo rendendo conto e tocchiamo con mano che delle persone queste non hanno nessun interesse, anzi si stanno interessando ben ad altro. Quindi noi faremo la nostra battaglia, questo è un disastro sociale se non viene affrontato e la protezione va fatta fino all'ultima persona, tutti devono avere una garanzia. Presidio sindacale unitario dei lavoratori Conad Auchan davanti al centro commerciale Porte di Mestre di Zelarino, il più grande della regione. I dipendenti sostengono che Conad non avrebbe assunto alcun impegno sulla ricollocazione dei lavoratori in seguito all'acquisizione dei punti vendita Auchan. Noi chiediamo alle aziende, a Conad, di garantire questo posto di lavoro, ne hanno la possibilità, purtroppo fino adesso non ci hanno dato una risposta
che avremmo voluto avere. A dare sostegno anche una delegazione delle guardie giurate. Nonostante le richieste di solidarietà ai consumatori, invece qualcuno ha deciso di entrare comunque. Non tutti capiscono l'importanza di dare un gesto di solidarietà. Siamo sotto Natale, pensavamo che un po' di solidarietà umana non facesse male, e invece riscontriamo che molto spesso le persone sono un pochino egoiste quando non si tocca la loro casa. Ecco, questa è la casa di 1800 persone, qua 270 persone. Chiediamo anche un aiuto da parte dei consumatori. E ancora le crisi aziendali di ACC e Safilo, due situazioni diametralmente opposte che necessitano però di essere affrontate con forza per dare certezze alle famiglie e all'economia bellunese. Sarà un Natale amaro per i lavoratori di ACC e Safilo, i primi in attesa di conoscere il futuro dello stabilimento di Melle che si avvia verso il commissariamento. I secondi, e solo in provincia di Belluno sono 400, in ansia per il proprio posto di lavoro che la società ha dichiarato in esubero. Queste due situazioni preoccupano ovviamente tutta la collettività e guarda caso arrivano da aziende che sono gestite da fondi esteri entrambi e purtroppo questi sappiamo che arrivano nel nostro territorio per imparare come produrre per poi delocalizzare. Gli appelli in queste ore sono rivolti al mondo della politica perché si assuma la responsabilità di affrontare con forza due problemi diversi tra loro, ma che riguardano lavoratori che per la loro età anagrafica hanno bisogno del sostegno più grande dalle istituzioni. Sono due emergenze da affrontare con forza perché ci sono intanto tanti posti di lavoro, tante famiglie dietro che hanno bisogno di avere delle risposte. Sono due problemi industriali completamente diversi ma vengono accomunati sotto l'esigenza di dover, come dicevo, dare delle risposte. Demenec si sofferma in particolare sull'emergenza Safilo. C'è un distretto che ha costantemente negli ultimi anni il segno più, che vede alcune aziende in difficoltà e altre in grande crescita. Io credo che se il distretto deve riconoscersi anche nella solidarietà rispetto al mondo del lavoro. E dunque solidarietà ma anche impegno a rivedere, secondo il senatore del Carroccio Paolo Saviane, gli assetti delle proprietà delle grandi aziende locali. Dobbiamo ridare possibilità agli imprenditori locali di gestire le nostre aziende. Breve pausa, ci troviamo subito dopo. Rieccoci insieme, parliamo di viabilità con la polemica infinita sul casello di Santa Lucia della A27. Il sindaco Zumski non molla, Santa Lucia di Piave, e chiama in causa la regione. Noi ci siamo, il tema è che abbiamo un concessionario da convincere e un governo da... Spiegava così il governatore Zaia alla fiera agricola di quest'anno il caso del casello fantasma di Santa Maria, anzi di Santa Lucia, sulla A27 e sul Piave. Una storia lunga quasi come l'intera autostrada, passata per l'esigenza dell'industria del mobile bianco degli anni 80 del Novecento a quella turistica delle colline del Prosecco. E sempre alle fiere il vice sindaco aveva lanciato una proposta a Zaia. Diventa tu quello che non è stato la provincia, no? Quindi metti gli espropri, soldi per gli espropri e fai questa brentella di adduzione. Quindi penso sia la naturale porta alle colline del Prosecco per poi entrare in Pedemontana, perché è vero che la Pedemontana, come ci ha detto il governatore, ci porta in 20 minuti a Montebelluna. Il problema è che se io devo andare a Treviso Nord ci metto mezz'ora o 20 minuti, diventa difficile, no? Il casello di per sé costa 6 milioni di euro garantiti da Autostrade, che però non si muovono se non si fanno i raccordi con la viabilità urbana, che costano sui 7 milioni di euro. Numeri da sconforto di questi tempi, ma siccome a Santa Lucia hanno quella determinazione tipica della sinistra Piave, è il sindaco ora a rincarare la dose. C'è una delibera di Presidenza del Consiglio e un decreto del Presidente della Repubblica del 2013, no, della preistoria, che approva questo casello come opera di importanza strategica. Non c'è nessun politico di nessun partito che si sia impegnato a Roma ad andare a reperire queste risorse attraverso trasferimenti. La Regione dice che non ha soldi, avrà soldi per fare altro, ma allora ognuno si prenda le sue responsabilità. Ci sono anche degli accordi degli anni 2010 firmati da sindacati, Confindustria, amministrazioni comunali, che questo casello serviva, non è che ce lo siamo segnati, è un percorso molto lungo. Ora c'è il progetto, è un progetto esecutivo, io dico sarebbe da stupidi non realizzarlo.
I risparmiatori truffati dalle banche venete si sono ritrovati oggi a Cornuda tra decine di croci di legno. Per loro sarà un altro Natale amaro. La politica non ci lasci soli, e questo il loro grido di dolore. Ancora pochi i fatti, dicono. A me colpisce molto essere in questo momento circondato da tante croci e vedo tanti volti, vedo tante persone che ho conosciuto. Qualcuna si è anche uccisa perché tradita da uno Stato che non ha saputo difendere i loro diritti di derubati. Don Enrico Torta lo scandisce a chiare lettere, mentre attorno campeggiano le croci in legno installate dai risparmiatori veneti. In 100, anche da Vicenza e Venezia, hanno voluto esserci alla rotatoria di Cornuda, già teatro delle proteste dei forconi anni fa, per ribadire che questo sarà un altro Natale amaro. Pochi soldi e poche risposte, tante invece le promesse, soprattutto sul fronte dei risarcimenti. Vogliamo ricordare anche alla politica, quella politica che in parte oggi è al governo, che si erano assunti dei precisi impegni nei confronti dei risparmiatori e che quegli impegni oggi sembrano venuti meno. La politica ci ha rovinato tutti, ha rovinato tanta brava gente, tante persone anziane, ammalati, persone che adesso avrebbero bisogno di quei soldi per la casa di riposo, un'indifferenza totale. Eppure il copione visto in questi giorni per il crack della Banca Popolare di Bari con il salvataggio dell'istituto da parte dello Stato dimostra che le alternative, volendo, ci sono. A riguardo il sindaco di Cornuda usa parole durissime. In questi giorni abbiamo avuto la prova con quello che è successo alla Banca di Bari, una banca che doveva essere fatta fallire molto prima di Veneto Banca. Invece si sono utilizzati due pesi e due misure. Alla fine le croci che sono qua oggi simboleggiano molto bene la situazione. Come 2000 anni fa, invece di salvare Gesù Cristo, hanno salvato Barabba. Insomma, toni poco natalizi, eppure tra queste croci bianche c'è ancora un barlume di speranza. Natale è un giorno di speranza, abbiamo la speranza, ecco, basta. Voltiamo pagina perché è allerta rossa per le valanghe in provincia di Belluno. La notte particolarmente ventosa in quota ha causato l'accumulo di neve instabile, facile al distacco, complici temperature tutt'altro che rigide in montagna. E stamattina, dopo la tragedia sfiorata sabato scorso fra Livinallongo e Cortina, una slavina è caduta sulla strada del Fedaia che davanti alla Marmolada congiunge il Veneto al Trentino. La massa, dello spessore di 3 metri, fortunatamente non ha coinvolto persone o cose. Sul posto hanno lavorato gli uomini del soccorso alpino con i vigili del fuoco per la bonifica dell'area interessata, procedendo anche alla verifica e ai sondaggi grazie all'ausilio dei cani da valanga. E semplice cerimonia in provincia stamattina a Belluno per dire grazie a chi si è prodigato nelle giornate dell'emergenza maltempo dello scorso novembre. A sorpresa in Sala Piloni anche Emily, la piccola che ha commosso per il suo gesto in occasione del recente e devastante terremoto in Albania. Il gesto è farvi conoscere una bambina. Eccola Emily, la piccola di 7 anni che con il suo gesto di grande generosità ha commosso tutta Italia. Il giorno dopo la devastante scossa di terremoto in Albania, Emily stava facendo colazione prima di andare a scuola. Le immagini della TV, il racconto della mamma le hanno subito fatto scattare il desiderio di rendersi utile nei confronti dei suoi sfortunati coetanei. Con l'aiuto di mamma Veronica ha scritto un pensiero delicato e prima di chiudere la busta ci ha infilato 5 euro. Volevo fargli un aiuto. Ti piacerebbe un giorno andare a conoscerli, incontrarli? Sì. I tuoi compagni cosa ti hanno detto? Che ero stata bravissima. Accanto a Emily la sua bella famiglia, papà e i fratelli Salvo con Ginevra e mamma Veronica. Spero che questo messaggio arrivi soprattutto a questi bambini perché la piccola Emily l'ha fatto col cuore, non è nulla, è un gesto simbolico, però spero che arrivi soprattutto in questo periodo di Natale. A Palazzo Piloni, al grande lavoro della Protezione Civile, dell'ANE e della Polizia Provinciali, Padrina ha riservato parole di profonda gratitudine per l'impegno, la passione, la dedizione e la grande professionalità. A seguire ora per ora il lavoro nella sala operativa il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi. Abbiamo ritenuto necessario e doveroso ringraziare chi si è adoperato in sala operativa per darci una mano.
Non abbiamo dimenticato tutti i volontari che erano in giro per la provincia. Vanto e orgoglio della provincia, la grande squadra della Polizia Provinciale sul cui futuro c'è grande preoccupazione. Questa struttura che per noi è fondamentale, un po' un fiore all'occhiello della nostra provincia di Belluno, veramente possa avere un chiaro futuro, nel senso di competenze precise, di funzioni che stiamo definendo in accordo con la Regione Veneto. E con queste immagini io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.